Stagionale contro una delle squadre meglio attrezzate di eccellenza, vale a dire il Monreale, che è allenato da Giuseppe Ferrande e gestito anche dalla esperienza di Giovanni Oddo, che riveste i panni di esse. Oddo, ricordiamo, è un ex Acregas dei tempi andati. La scorsa stagione in promozione la compagine palermitana non riuscì a conquistare 4 punti su 6, pareggiato l'andata 2-2 con reti di Sant'Angelo, Graziano sul rigore, Fassone e Di Maria, e poi vincendo all'Esteneto grazie alla rete di Rama. Non sarà una gara facile da gestire, anche perché la rosa monrealese è formata da calciatori di esperienza. Di contro sarà un Akragas gasato per la netta vittoria interna con il Mazzara e bene intenzionato a proseguire sulla strada appena iniziata. Quella appena trascorsa è stata una settimana dura di allenamenti che ha messo alla frusta tutta la rosa. Ai box rimangono fermi Lala e Procida per problemi muscolari, ma che si trovano sulla strada del pieno recupero. La gara del Congadore è stata affidata ad un arbitro di fuori regione, Giuseppe Morello di Tivoli, coadiuvato da Vito Licari ed Alessandro Ballo di Marsala. Per quanto riguarda le altre agrigentine, impegno interno per il Canicattì, che affronta sul campo amico di Ravanusa il Sporting Vallone, che in settimana ha avuto assegnata vittoria a tavolino con la San Caldese. Gioca fuori casa la Pro Favara, che a Cefalù contro la locale Cefaledium cerca continuità nei risultati. Scendendo di categoria, in promozione A si gioca un derby di tutto rispetto, Empedoclina e Casteltermine, sul neutro di Raffadale, con la squadra granata che cerca la prima vittoria stagionale dopo l'ottimo pare di Bagheria. Il derby purtroppo verrà giocato a porte chiuse. Ritorna invece a giocare tra le mura amiche al Camarat Renato Maggio. Avversario turno sarà la Mazzarese, mentre a Sciacca la compagine di casa se la vedrà con i palmesi della Gattopardo. Entrambe provengono da altrettante sconfitte e quindi cercano riscatto.